Rischio paralisi della sanità veneta a metà dicembre, perché la 3 giorni di stop dal 13 al 15, annunciata nei giorni scorsi dai medici di base contro la mancata attuazione, secondo i camici bianchi, delle politiche territoriali da parte della Regione Veneto, ora l'ufficializzazione dello sciopero dei colleghi ospedalieri il 12 per il rinnovo del contratto nazionale. Loro rivendicano il fatto che i contratti e quindi i loro stipendi, la loro retribuzione anche di risultato è ferma a qualche anno, per cui chiedono ovviamente che venga aggiornata. Dunque dal 12 al 15 dicembre 4 giornate di stop che preoccupano non poco i cittadini. Lo sciopero dei medici e lo sciopero nei servizi pubblici significa sempre disagio per la cittadinanza e purtroppo è come se non si riuscisse mai a sperimentare una formula nuova per dire facciamo ricadere sulla controparte il danno grave di questa nostra protesta. Qualche disagio negli ospedali sarà inevitabile, ma assicura il direttore Benazzi la salute verrà garantita. Ai pronti soccorsi ci saranno i medici che accolgono le persone, l'emergenza, urgenza verrà garantita e anche nei reparti comunque ci sarà un medico che garantirà la continuità e la presa in carico. Lo stop dei camici bianchi ospedalieri difficilmente sarà revocato, mentre potrebbe esserci qualche spiraglio nella trattativa tra i medici di base e la Regione Veneto. Credo che ci sia disponibilità sicuramente della Regione al 100% di mettersi intorno al tavolo e di chiudere questa cosa prima che ci sia un ulteriore sciopero. Mi pare che anche dai medici di famiglia ormai questa disponibilità sia stata ribadita. Intanto dal Tribunale del Malato la richiesta che i camici bianchi coinvolgano i cittadini nelle loro mobilitazioni. Se fai uno sciopero che danneggia i cittadini saranno parte lesa. Se invece gli operatori cominciano a discutere, a dialogare con i cittadini, noi saremo al fianco di queste proteste perché le riteniamo anche legittime.